Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Stop ai voli fino alle 6 di domani mattina, nuova giornata di passione all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna con migliaia di passeggeri bloccati a terra. Pioggia di cenere anche in centro a Catania. Annichiliti da un dolore inaspettato e profondissimo, al TG Sicilia parla la madre di Cristiano Gianporcaro, il giovane regista nisseno investito dalle eliche di un gommone durante un'immersione a Lampedusa. Domani l'autopsia sul corpo del giovane. Abusi sessuali su un minore a Catania e un 36enne è stato arrestato dopo aver adescato e molestato un 13enne. L'uomo era già stato denunciato per gli stessi reati. A Gela, operaio accoltellato in un cantiere pubblico, vittima un uomo di 50 anni aggredito da uno scooterista che pretendeva di passare nonostante il divieto di transito. Notte di San Lorenzo, tutti col naso all'insù ad osservare le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Al nostro TG i consigli su come vedere al meglio queste scie luminose. Calcio in Serie C, corsa contro il tempo per il Catania che rischia 3 punti di penalizzazione. Scade a mezzanotte il termine per il versamento della fideiussione. In Serie B, amichevole di lusso per il Palermo che domani a Perth in Australia affronterà la Juventus. E lo avete sentito in apertura ancora l'aeroporto di Fontanarossa che è in tilt, le strade sono intasate per effetto di questa eruzione dell'Etna che a causa della cenere vulcanica ha portato alla sospensione degli atterraggi all'aeroporto di Catania fino alle 6 di domani mattina, paralizzando di fatto lo scalo etneo. E allora vediamo che cosa è successo nelle ultime ore nel servizio di Lorena Dolci. I miei genitori sarebbero dovuti partire sabato mattina, il volo è stato cancellato, sono stati riposizionati a stamattina alle 10, il volo è stato cancellato e ad ora non sappiamo ancora che fine faranno i miei genitori che sono anziani, nessuno sa dirci nulla. Siamo arrivati dall'Albania, dovevamo partire ieri sera a mezzanotte, siamo partiti alle 3:30. Dirottati a Palermo, siamo arrivati alle 3:30 a Palermo, abbiamo aspettato a Palermo fino alle 7 l'autobus che ci portasse qua a Catania, con le bambine, il viaggio della speranza. Con i gommoni forse arrivavamo prima. La maglietta parla da sola. Sono solo 2 delle tante storie che peschiamo tra i passeggeri stremati che bivaccano all'aeroporto di Catania. Non è buono così, non è trattamento buono. Io sono straniero, mi aspettano anche gente là, a Tel Aviv. Le compagnie, soprattutto le low cost, non brillano per assistenza. E in più adesso è arrivata la notizia che, dato che non è colpa nostra, però non abbiamo abbastanza cibo, diciamo, cibo e bevande disponibili per il tuo viaggio, quindi puoi sempre comunque prenderti il cibo e le bevande per conto tuo. Questo cornetto chi ve l'ha offerto? Le mie tasche. Abbiamo acquistato anche i biglietti dell'autobus per il trasporto a Napoli, ma non sappiamo se ci verranno rimborsati, ancora tutto in fase di valutazione. Preso d'assalto l'infopoint del comune di Catania che si difende con un po' di ironia. Chiedono di tutto, anche quanto costano i taxi e quando soprattutto smetterà l'Etna di stare in eruzione, questo è il massimo. E lei cosa risponde? Io rispondo che è una sfera di cristallo e quindi la consulto e gli darò al più presto il responso. E la cenere vulcanica sta ricadendo in abbondanza su diversi paesi della provincia di Catania, ma anche sulla città. Vediamo in queste immagini la via Etnea, dove i passanti sono costretti a girare con gli ombrelli per proteggersi appunto da questa pioggia di sabbia fastidiosa anche per gli occhi, pioggia di sabbia che sta interessando soprattutto lo scalo etneo di Fontanarossa che, come sentivamo
dicevamo riaprirà domani, prima dovranno essere ripulite appunto tutte le piste. Da un lato i disagi per i passeggeri appunto dell'aeroporto, però dall'altro le spettacolari colate laviche entusiasmano turisti e curiosi che soprattutto di sera prendono d'assalto il vulcano. Una coppia di ventenni, entrambi della provincia di Catania, sono stati soccorsi dai tecnici del soccorso alpino perché si erano persi mentre tornavano al rifugio Citelli. I due, come centinaia di turisti che durante le ore notturne percorrono i sentieri del vulcano, si erano recati nel punto panoramico dal quale è possibile osservare la colata. E adesso chiudiamo questa ampia pagina dedicata all'Etna e a tutti i disagi che conseguono appunto a questa eruzione. Adesso apriamo invece la cronaca, andiamo a Porta Empedocle, siamo annichiliti da un dolore inaspettato e profondissimo. Parla la madre di Cristiano Giamporcaro, il giovane regista nisseno che è stato investito dalle eliche di un gommone durante un'immersione a Lampedusa. Rita Cinardi. Una famiglia impietrita, annichilita da un dolore inaspettato e profondissimo. Sono le parole con cui Marina Castiglione descrive quel che resta dopo l'ultimo saluto al figlio Cristiano Giamporcaro, il giovane regista nisseno di 29 anni, morto durante un'immersione nelle acque di Lampedusa. La professoressa dell'Università di Palermo ha raggiunto Porto Empedocle, dove si trova la salma, insieme al marito, l'ingegnere Ruben Giamporcaro. Un ultimo abbraccio al figlio mentre proseguono le indagini per ricostruire cosa sia accaduto sabato pomeriggio a Punta Sottile. Noi abbiamo le notizie che ci sono state date ieri dalla Capitaneria all'interno dell'obitorio del cimitero, quindi poche cose. Non sapevamo che Cristiano era a 20 metri dalla battigia, ma lui era sempre prudentissimo, lui ha cominciato ad andare sott'acqua che aveva 8 anni. Poco dopo è passato un motoscafo a grande velocità. Petra non ha visto più Cristiano, non l'ha visto riemergere, ha cominciato a gridare, ma insomma sono riusciti a recuperarlo soltanto dopo 3 ore dalla Capitaneria. Lui aveva regolarmente la boa, era regolarmente segnalato, ma non è stato sufficiente. La famiglia si è affidata all'avvocato Sergio Iacona e attende adesso l'autopsia che dovrà chiarire le cause esatte della morte. I turisti che si trovavano sul gommone sono indagati dalla Procura di Agrigento, che ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico, ma davanti a questa immane tragedia Marina Castiglione vuole lanciare un messaggio. Cristiano era un'anima rispettosa della natura, delle persone. La cosa che ci affligge è che questo stesso rispetto non c'è stato da parte di chi si stava divertendo. E l'autopsia di Cristiano Giamporcaro sarà eseguita domani all'ospedale San Giovanni di Dio. Lo ha disposto la Procura di Agrigento, che ha emesso come atto dovuto un avviso di accertamenti tecnici non ripetibili nei confronti dei due indagati per omicidio nautico. Si tratta di un 72enne e di una 69enne, entrambi originari e residenti a Roma e non a Milano, come si era appreso in un primo momento. A Catania adesca un 13enne in piazza Lincoln, lo fa salire in auto e poi lo molesta sessualmente. È stato arrestato un uomo di 36 anni, già denunciato per gli stessi reati. Sentiamo Luca Ciliberti. Avvicinava i ragazzini con le scuse più banali e attaccava a bottone, intrattenendo con loro discussioni per carpire la loro fiducia fino a farli salire in auto e abusare di loro. La polizia di Catania ha arrestato un 36enne della provincia di Messina, accusato di atti sessuali con minorenni. Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei genitori di un 13enne, i quali hanno raccontato che il figlio, mentre si trovava in piazza Abramo Lincoln a Catania, era stato avvicinato da uno sconosciuto qualificatosi con un nome di fantasia. L'uomo, dopo essersi accertato che il ragazzino non fosse accompagnato da adulti e aver instaurato una breve conversazione incentrata sul calcio, lo ha invitato a salire sulla sua macchina per poi appartarsi in una via poco trafficata nella zona di Vulcania, costringendolo a compiere atti sessuali. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a individuare la macchina e il conducente.
Dagli accertamenti è emerso che il 36enne, con precedenti per lo stesso reato, aveva continuato a girare in auto per la città per adescare minorenni. Qualche giorno dopo, infatti, il 36enne ha tentato di avvicinare con le stesse modalità un altro ragazzino, il quale però è riuscito a scappare ed allertare i suoi genitori, che hanno presentato denuncia. Il 36enne è stato arrestato e portato nel carcere di Piazza Lanza. 5 persone, 4 uomini e una donna residenti nel Catanese sono state arrestate dai carabinieri per una rapina commessa nel settembre scorso in un piccolo centro della provincia di Enna. I banditi hanno fatto irruzione a casa di un anziano, maltrattandolo e minacciandolo, facendosi consegnare circa 7.000 euro in contanti. Oltre ai rapinatori, individuata anche la persona che, approfittando dell'anziano, era riuscita ad acquisire notizie sui suoi beni e su dove erano nascosti. A Gela un diverbio per le limitazioni alla circolazione è degenerato in un'aggressione. Un operaio di 50 anni è stato accoltellato mentre stava lavorando. Sentiamo. Stava lavorando in un cantiere pubblico quando si è ritrovato davanti uno scooterista che voleva attraversare a tutti i costi un'area chiusa al traffico. Poi l'aggressione e il fendente con un coltello. L'assurda vicenda è avvenuta questa mattina a Gela, nella zona di Via Tevere, dove a rimanere ferito è stato un operaio di 50 anni. Secondo una prima ricostruzione, lo scooterista si sarebbe indispettito per il divieto di transito disposto proprio per consentire lo svolgimento dei lavori. Da qui sarebbe nata l'aggressione. L'uomo avrebbe estratto una lama e colpito l'operaio almeno una volta. Il cinquantenne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele, dove ha raccontato quanto accaduto. Sull'episodio sono in corso le verifiche della polizia, impegnata a ricostruire la dinamica e risalire all'aggressore. Ferma la condanna del sindaco Terenziano Di Stefano e dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, che hanno espresso solidarietà al lavoratore definendo l'accaduto grave e inaccettabile. L'amministrazione ha ricordato che le limitazioni nei cantieri servono a tutelare cittadini e operai. In vista di Ferragosto, intanto, è stata disposta la sospensione dei lavori per ridurre i disagi alla circolazione. A Modica, violenze sui disabili e gravi carenze igieniche. Ci sono 2 arresti. Sentiamo Veronica Barbarino. Schiaffi, pugni, calci e minacce sugli ospiti del centro diurno Anfas di Modica, farmaci somministrati da personale non abilitato e condizioni igieniche definite allarmanti. A distanza di alcuni giorni dall'esecuzione delle misure cautelari, i carabinieri rendono noti nuovi dettagli dell'indagine condotta dal NAS di Ragusa e coordinata dalla Procura. Dopo mesi di osservazioni, pedinamenti, ispezioni e intercettazioni telefoniche e ambientali, 2 le persone agli arresti domiciliari e altre 5 sottoposte per 1 anno al divieto di svolgere attività che comportino contatti diretti con soggetti fragili. Tra gli indagati c'è il presidente dell'associazione Anfas Modica, insieme a 6 tra volontari e appartenenti al servizio civile universale. Le indagini avrebbero documentato non solo condotte vessatorie e umilianti nei confronti degli ospiti della struttura modicana, ma anche una gestione igienico e sanitaria inadeguata e potenzialmente pericolosa. Durante gli accertamenti, infatti, sarebbero stati trovati roditori all'interno di sacchi di juta contenenti dolci destinati agli ospiti. E ancora, a somministrare i farmaci per le terapie farmacologiche dei soggetti fragili sarebbero state persone prive delle necessarie abilitazioni. Un insieme di circostanze che ha portato la Procura a ipotizzare a vario titolo i reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Adesso torniamo a parlare delle liste d'attesa dell'azienda sanitaria di Trapani, ancora alle prese appunto con queste lungaggini. Adesso si cercano medici di 12 discipline specialistiche. Laura Spanò. ASP di Trapani è ancora in affanno e questa volta il problema riguarda le liste d'attesa. I numeri spiegano perché ottenere una visita o un esame in tempi ragionevoli sia diventato così complicato. Le prestazioni arretrate sono quasi 24.000. Il commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, alla guida della sanità trapanese da 12 mesi, rimarca il lavoro svolto dal giorno del suo insediamento e il recupero netto rispetto al passato e si appella alla situazione nazionale, dove le liste d'attesa rappresentano una criticità dell'intero sistema sanitario
Sanitario Nazionale sono condizionate dalla difficoltà di reperire medici specialisti. Governare le liste d'attesa, dice, significa ridurre progressivamente i tempi, aumentare la capacità produttiva, intervenire sulle situazioni fuori standard, garantire percorsi di tutela e prevenire la ricostituzione degli arretrati. Ma non significa promettere un azzeramento definitivo di un fenomeno che si rigenera fisiologicamente con la continua domanda di prestazioni. In questo senso l'ASP di Trapani corre ai ripari e cerca specialisti esterni, medici da reclutare con incarichi di lavoro autonomo pagati 80 euro per ogni ora di prestazione, con l'obiettivo dichiarato di recuperare le liste d'attesa accumulate. Al momento il problema più pesante riguarda la diagnostica per immagini, ma anche la branca neurologica. Tra i casi estremi in neurologia, quello di una donna di Marsala che, rivolgendosi a una struttura privata convenzionata con il servizio sanitario regionale, si è vista assegnare una visita per il 9 dicembre, quasi 5 mesi di attesa. Insomma, la fotografia in piccolo di un sistema sotto pressione. Sono stati sospesi con effetto immediato gli aumenti tariffari del 18% applicati ai collegamenti marittimi verso le isole minori siciliane ed entrate in vigore oggi. La decisione è arrivata al termine di una riunione convocata dall'assessore alle infrastrutture e trasporti Alessandro Aricò. Al centro del confronto l'incremento delle tariffe legato al perdurante aumento del costo dei carburanti e che la società di navigazione siciliana aveva applicato in attuazione della vigente convenzione statale sui collegamenti effettuati da Caronte Tourist, Isole Minori e Liberty Lines. Il presidente della Regione Schifani ha convocato per domani una seduta straordinaria della Giunta regionale per adottare gli atti necessari e accelerare l'individuazione di soluzioni alternative. E adesso invece parliamo di questa notte, la notte di San Lorenzo, tutti con il naso all'insù per vedere le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Francesca Loi. Le spiagge sono piene di gente, di giorno per fare un bagno ed abbronzarsi, ma nella notte di San Lorenzo si sta in riva al mare, a caccia delle stelle cadenti, che in realtà stelle non sono. Ovviamente non stiamo parlando di stelle, ma bensì di polvere e frammenti di roccia lasciati dalla cometa Swift-Atoll durante il suo orbitare attorno al Sole. Quella di San Lorenzo è una delle notti più attese, soprattutto dai giovani. Stelle cadenti, mare, godersi un modo per stare insieme. notte. Un modo per stare insieme. Quindi si aspetta il buio e poi naso all'insù. Per vedere al meglio quelle che tutti chiamano stelle cadenti, però, ci sono dei piccoli consigli da seguire. Andare in un luogo buio, su una montagna piuttosto che su una spiaggia, possibilmente rivolta verso nord-est. Il consiglio migliore però appunto che sia una zona buia e lontana da lampioni e da luci artificiali. Ma lo sciame meteorico delle Perseidi non si ferma alla notte tra il 10 e l'11 agosto. Non si limita solo alla notte del 10, anzi la notte migliore per poter osservare questo fenomeno è senz'altro la notte tra il 12 e il 13 di agosto. E allora pensate bene al desiderio da esprimere e fate attenzione, non ditelo a nessuno, altrimenti... Adesso parliamo invece della passione di Tommaso, un bambino di 9 anni innamorato dei pupi siciliani. A casa ne custodisce ben 74. Il piccolo puparo sogna di portarli in giro, rinnovando così la tradizione siciliana. Orazio Longo. Tommaso, ma da dove arriva questa passione? Allora, questa passione è venuta da un ristorante a Taormina, mentre vedevo un cartellone dove c'era l'opera dei pupi. Perciò abbiamo visto dei pupi dentro quel ristorante. Io ho detto a mio papà, ma cosa sono queste cose? E mio papà mi ha detto, questi qua sono i pupi siciliani. Tommaso Laveni ha 9 anni e di Biancavilla, in provincia di Catania, ha una passione, i pupi siciliani. Ne ha 74 a casa, sono quelli della collezione della compagnia Roccazzella Amato di Via Grande, che negli anni 70 e 80 ha contribuito a mantenere viva una delle più autentiche espressioni della cultura popolare siciliana. Questa passione realmente ci ha colto di sorpresa e ha invaso casa praticamente. Come si convive con i pupi siciliani all'interno della casa? Ma realmente è come se abbiamo 74 figli. L'emozione più grande è l'incontro con Mimmo Cuticchio a Palermo. Cosa ti verrebbe di improvvisare? Vediamo. Io, Rinaldo, principe di Montalbano,
Papà mi dice che tu le scrivi, anche le storie scrivi. Sì, alcune storie anche le scrivo, così anche me le memorizzo. E chi fa dopo la strada? E chi sarà qualche palazzo? Io c'aio, non chi è petto, il loggia chiuso. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Ci occuperemo soprattutto del Catania, una corsa contro il tempo perché scade a mezzanotte il termine per il versamento della fideiussione. A tra poco. Scade a mezzanotte il termine per il versamento della fideiussione, il Catania rischia 3 punti di penalizzazione. Intanto venerdì la sfida di Coppa Italia al Tardini contro il Parma. Ma sentiamo il servizio di Sergio Colosi. Manca pochissimo alla scadenza del termine fissato per il versamento della fideiussione e nel Catania non filtrano comunicazioni ufficiali. Trascorsa la mezzanotte il club rossazzurro andrà incontro ad una nuova penalizzazione come avvenne 2 anni fa, questa volta non di un solo punto ma di 3 per la recidiva, con la squalifica di 6 mesi anche del presidente Grella, che dovrebbe anche dimettersi dal comitato esecutivo della Lega. Se i soldi dovessero arrivare come sembra in tempo per la partita di Parma, gli etnei al Tardini, dove giocheranno con la prima maglia rossa-azzurra, potrebbero schierare i nuovi acquisti. La fideiussione è legata al monte ingaggi al momento sceso. Ci si interroga come si sia arrivati di nuovo a questo punto. Il presidente Pelligra, non avendo banche italiane di riferimento, non può operare come altre proprietà con garanzie da istituti di credito nazionali e ciò certo non aiuta, ma conoscendo le difficoltà si sarebbe dovuto intervenire in anticipo. Sul mercato Gimenez piace all'Avellino che offre 250.000 euro. Non si tratta sulla base della contropartita tecnica, anche se Cosimo Patierno è un calciatore gradito dal Catania. In arrivo Mattia Vitale del Vicenza, con esperienza anche in Serie B. C'è l'ok di Longo che l'ha già avuto a Crotone, ma anche la Reggiana è interessata. Intrecci di mercato che però in questa fase delicata, aspettando la fideiussione, passano in secondo piano. E c'è un aggiornamento importante a proposito della Catania. Il club comunica di non essere riuscito nei tempi a risolvere il nodo fideiussione. Lo si apprende da un comunicato che è stato diramato dalla società. Leggiamo in questo comunicato appena uscito: il consiglio di amministrazione del Catania Football Club, facendo seguito alla precedente comunicazione di giovedì 6 agosto, si rammarica nell'informare di non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto. Proprietà e board lavorano 24 ore su 24 per porre rimedio al problema e restano profondamente dispiaciuti per la delusione che ciò porterà alla nostra città e ai nostri tifosi. Continuiamo ancora a leggere: proprietà, board e club accetteranno le conseguenze con umiltà, responsabilità e impegno per risolvere rapidamente il problema, sapendo che la stagione a venire, già iniziata in maniera positiva, sarà degna del nome del Catania, mentre in campo continueremo a lottare per i nostri obiettivi sportivi. Questo il comunicato appena diramato dal Catania, dalla società che a questo punto verrà penalizzato. E allora andiamo avanti con invece la Serie B, amichevole di lusso domani per il Palermo in Australia. I rosanero affronteranno la Juventus. Marco Gulla. Il Palermo in Australia affina idee e soluzioni in vista dell'esordio stagionale che sarà fra una settimana al Barbera nel match di Coppa Italia contro il Lecce. Domani alle 12 in Italia, rosanero che sfideranno a Perth la Juventus, un amichevole di lusso che metterà di fronte il Palermo ad una squadra che si sta rinforzando per provare a lottare per lo scudetto. La crescita della formazione di Inzaghi è evidente e l'ultima amichevole vinta contro il Melbourne ha sicuramente certificato i passi di crescita dei rosa. Mercato nel
rush finale della sessione estiva, il Palermo concentra le energie sulle cessioni. Il caso più spinoso resta quello di Blan. Il centrocampista francese, fuori dai piani di Inzaghi, non ha ancora ricevuto proposte concrete. La sua permanenza forzata rischia di trascinarsi fino alla chiusura del mercato. Diversa la situazione degli altri partenti. Brunori aspetta la sistemazione giusta per rilanciarsi, mentre Diakité resta nel mirino del Waregem, club belga che ha già mostrato interesse concreto. Anche Buttaro è tra i giocatori in cerca di una nuova squadra. Solo definite queste uscite, il club rosanero potrà valutare eventuali innesti offensivi, magari legati alla cessione di Jasio e Duaron, gli unici due non inseriti nella lista dei partenti, ma comunque sul mercato. Il Palermo in entrata all'ok di Iker Almena. L'esterno offensivo spagnolo potrebbe arrivare rosanero, ma il club deve prima cedere. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con i nostri aggiornamenti. E prima di chiudere c'è una notizia sul meteo per tutta la settimana, incluso il giorno di Ferragosto. L'Italia continuerà a rimanere stretta nella cupola del calore di origine subtropicale, con picchi previsti di 40 gradi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, domani tra le città con allerta massima per gli effetti dell'afa sulla popolazione ci sarà anche Palermo. E con questa notizia noi ci fermiamo. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.